rapido, il più efficace per cercare di dare risposte alle imprese. Ognuno era abituato al suo piccolo feudo, cerchiamo di allargare questa visione e se parliamo di Europa noi siamo nel collegio dove onestamente poi quando abbiamo anche la votazione europea corrisponde esattamente al stesso territorio e quindi ai parlamentari europei a noi spetta non solo il grazie di essere presenti oggi insieme a tutti gli altri ospiti, anche di far da stimolo, da coagulo in qualche modo, da trovare la capacità per far capire cosa può anche essere utile per le imprese che noi rappresentiamo. Oggi noi parliamo dei bandi che ci sono già, ma dobbiamo anche già immaginare e muoverci per i bandi che dovranno essere negli anni futuri. Questo, non avendolo mai fatto in passato, lo dobbiamo recuperare come un tempo che avevamo lasciato ad altri e anche forse qualche risorsa che poteva essere già arrivata nelle nostre categorie. E poi le nostre categorie è vero che sono le piccole e le medie imprese, ma in realtà noi puntiamo anche alle imprese che vogliono avere un grande futuro e il futuro passa, se si vuole avere qualche aiuto, sicuramente solo dall'Europa. Oggi il Paese da solo non aiuta più la singola impresa. Quindi il lavoro di oggi è propedeutico perché tutta la nostra associazione, qualsiasi sia la provincia o l'area di riferimento, possa prepararsi ed essere sempre più capace, lavorando in team, di dare le risposte alle singole imprese e di dare le risposte che fino a poco tempo fa forse pensavamo che non erano adatte alle nostre imprese. Noi invece oggi crediamo sia arrivato il tempo. Grazie e buona giornata a tutti.